Eder. Mac Pallister. Nel caso Liliana Resinovic, adesso la novità che fa più rumore di tutte non è una sfumatura laterale, non è un dettaglio da mettere in fondo al pezzo, come se fosse una nota di colore, e non è nemmeno una di quelle postille che qualcuno prova a far passare in sordina sperando che il pubblico guardi altrove. La notizia vera, quella che cambia il peso del racconto, è che Sebastiano Visintin indica con nome e cognome chi sarebbe il nuovo indagato nel fascicolo parallelo per frode processuale: Giacomo Molinari. È questo il punto da cui bisogna partire, perché è questo che emerge con forza. Non un nome fatto circolare genericamente, non un sospetto lasciato a mezz'aria, ma una indicazione precisa attribuita a Visintin, che dice apertamente che il nuovo indagato sarebbe Molinari, il preparatore anatomico collegato alla vicenda della cosiddetta vertebra rotta. E già qui si capisce quanto il caso stia entrando in una fase ancora più intricata, perché accanto al filone principale sull'omicidio si allarga sempre di più anche quello su ciò che potrebbe essere accaduto dopo, intorno agli accertamenti sul corpo e alla rappresentazione di un passaggio ritenuto cruciale. La figura di Giacomo Molinari viene collocata dentro uno snodo che da tempo pesa come un macigno sull'intera inchiesta. Si parla infatti del tecnico che partecipò all'esame autoptico dell'11 gennaio 2022 e che, secondo quanto ricostruito, aveva sostenuto di aver provocato lui una lesione al cadavere durante le manovre preparatorie. Una spiegazione che per un certo periodo ha finito per occupare uno spazio enorme nella lettura del caso, perché se quella frattura fosse stata davvero causata dopo la morte, durante l'autopsia, il suo significato investigativo cambierebbe radicalmente. Se invece quella lesione fosse preesistente, il discorso si capovolgerebbe in modo clamoroso. Ed è proprio qui che la storia smette di essere un semplice battibecco tra consulenti e diventa una questione potenzialmente devastante. Perché il nodo della vertebra T2 non è un tecnicismo buono solo per addetti ai lavori che parlano in un linguaggio da tavolo anatomico e sguardo severo. È uno dei punti che possono incidere sulla ricostruzione della morte di Liliana. Secondo la linea sostenuta dai consulenti della famiglia Resinovic, quell'osso sarebbe già stato lesionato prima dell'autopsia e quindi la frattura potrebbe essere letta come un segno compatibile con un'aggressione. Se così fosse, la versione del crack avvenuto durante le manovre preparatorie assumerebbe un significato del tutto diverso e il fascicolo per frode processuale diventerebbe molto più di una semplice appendice burocratica. In questo quadro la frase attribuita a Sebastiano Visintin assume un peso enorme, perché non si limita a dire che esiste un nuovo indagato. Dice chi sarebbe. Dice che si tratterebbe proprio di Molinari. E questa indicazione, messa sul tavolo in maniera così esplicita, finisce inevitabilmente per riportare al centro tutto ciò che ruota attorno al famoso giallo della vertebra. In sostanza, la vicenda non si muove più soltanto attorno alla domanda su chi abbia ucciso Liliana Resinovic, ma anche attorno a un'altra questione pesantissima. Qualcuno avrebbe fornito una versione non veritiera su un elemento fondamentale del corpo. Visintin, dal canto suo, continua a tenere nettamente separate le due partite giudiziarie, almeno sul piano della propria posizione personale. Da una parte parla del nuovo indagato nel fascicolo parallelo e indica Molinari. Dall'altra ribadisce di sentirsi sereno rispetto all'indagine per omicidio, che ancora lo vede come unico indagato. La sua linea è quella già sentita, ma qui viene ribadita con forza. Dice di essere tranquillo, di non avere pensieri e arriva perfino a sostenere di ritenere che non andrà neanche a processo. Una sicurezza che colpisce, soprattutto perché arriva in un momento in cui l'inchiesta, invece di restringersi, sembra moltiplicare i suoi punti di tensione. Visintin viene descritto come provato sul piano umano, segnato da quasi 5 anni di dolore, ma nello stesso tempo fermo nella convinzione della propria estraneità. E in questo racconto rientra anche il capitolo Claudio Sterpin, figura inevitabilmente centrale nella storia personale di Liliana. Su di lui Visintin mantiene una linea di rispetto formale, evitando attacchi diretti nei confronti di una persona che non c'è più. Ma il riferimento resta delicatissimo, perché Sterpin era stato l'ultimo a sentire Liliana la mattina della scomparsa e per anni aveva sostenuto una lettura completamente opposta rispetto a quella del marito, arrivando ad accusarlo apertamente.
Come se non bastasse, sullo sfondo continua a pesare tutta la questione delle perizie ancora aperte. La procura ha chiesto altro tempo per gli accertamenti, con un ulteriore rinvio che allunga ancora i tempi di un procedimento già sfinente. Tra gli elementi da approfondire ci sono gli indumenti della vittima, le tracce di zirconio trovate sulle scarpe e l'analisi del DNA mitocondriale di formazioni pilifere repertate sul corpo. Anche qui il clima è quello di un caso che non riesce mai a fermarsi davvero, perché ogni volta che sembra avvicinarsi a un punto di approdo spunta un nuovo fronte da chiarire, una nuova verifica da completare, un nuovo passaggio che riapre i giochi. Sul tema dello zirconio, Visintin minimizza e offre una spiegazione coerente con la convivenza e con la propria attività di arrotino. In sostanza, sostiene che la presenza di quella polvere non avrebbe nulla di sorprendente, proprio perché lui e Liliana vivevano insieme e perché lei frequentava anche il suo laboratorio. È una risposta che punta a normalizzare il dato, a svuotarlo di mistero, a ricondurlo a una quotidianità domestica e lavorativa. Ma nel contesto di un'inchiesta tanto complessa, anche ciò che uno presenta come ordinario finisce inevitabilmente per essere osservato al microscopio. C'è poi un ulteriore aspetto che non va trascurato. Visintin insiste anche sulla necessità di una terza valutazione medico-legale, lamentando il fatto che il confronto tecnico tra letture differenti non abbia ancora prodotto una risposta definitiva e condivisa. In sostanza il suo ragionamento è semplice. Ci sono consulenze che dicono cose diverse, ci sono interpretazioni opposte su passaggi decisivi e finché non arriverà una valutazione in grado di mettere ordine in questo caos, il caso continuerà a vivere sospeso tra ricostruzioni incompatibili. Ed è difficile dargli torto su un punto almeno. Questo procedimento a oggi è ancora un groviglio di nodi irrisolti. Ma la novità che più conta resta una, ed è quella che deve aprire qualunque racconto serio di questa giornata. Sebastiano Visintin dice che il nuovo indagato per frode processuale è Giacomo Molinari. Questa è la frase che sposta l'attenzione e che rimette al centro la partita sulla vertebra T2. Perché se davvero il fascicolo parallelo ruota attorno a quel passaggio, allora non stiamo parlando di un margine del caso, ma di un possibile punto di collisione tra medicina legale, ricostruzione della morte e sospetto di depistaggio. E allora il quadro oggi è questo. Da una parte c'è Visintin, ancora unico indagato per omicidio, che si proclama sereno, continua a dirsi innocente e sostiene di non credere nemmeno a un futuro processo nei suoi confronti. Dall'altra c'è la rivelazione che lui stesso fa sul nuovo indagato nel fascicolo parallelo, indicando in Giacomo Molinari il nome attorno a cui si starebbe muovendo l'ipotesi di frode processuale. In mezzo, come sempre, resta Liliana Resinovic, e una morte che continua a non trovare pace, e un'inchiesta che sembra allargarsi ogni volta che qualcuno pensa di averne afferrato il centro. Questa volta però il passaggio chiave è chiarissimo. La notizia principale non è genericamente che esiste un altro indagato. La notizia principale è che Sebastiano Visintin dice che quell'indagato è Giacomo Molinari. E da lì adesso passa una fetta enorme del nuovo racconto giudiziario. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.